Bentrovati amici, oggi parleremo di arte e di danza nello specifico. Giovanni Paolo II nella sua lettera agli artisti ha definito l'arte una scintilla divina e poi capiremo anche perché sto introducendo la trasmissione di oggi con questa frase di Giovanni Paolo II. Abbiamo intitolato la nostra trasmissione "Nella danza Dio mi ha trovato". Iniziamo come sempre, intanto presento Don Bucolo e anche alcune delle nostre ospiti, e cioè Rachele e Sofia, eccole qui inquadrate, e poi collegate con noi abbiamo Elisa Lavinio, che è una maestra di danza, e Giorgia Marletta. Grazie per essere qui con noi, e le tre ragazze sono delle ballerine, neanche a dirlo. Allora, iniziamo con il video che i ragazzi hanno preparato per noi. E se il dolore non fosse la fine, ma l'inizio di qualcosa di eterno? Ci sono ferite che nessuno vede, silenzi che gridano più di 1000 parole. Eppure, proprio lì, nel punto più fragile del cuore, nasce una bellezza che non si può spiegare, solo vivere. Un movimento, un respiro, un gesto che diventa preghiera, perché quando l'anima si spezza, a volte è solo Dio che sta entrando per trasformare il dolore in amore. Elisa, parto proprio da te, che sei la loro maestra di danza. Ti rispecchi? Hanno centrato i nostri amici? Sì, assolutamente sì. Ecco, perché tutto nasce, parleremo di uno spettacolo che avete portato in scena recentemente al Metropolitan, dedicato a San Michele Arcangelo, ma voi ogni anno, per tua scelta precisa, ogni anno portate in scena qualcosa che ha a che fare con la fede. Perché, Elisa? Cosa è accaduto nella tua vita? Tu, voglio dire, il tuo gruppo si chiama Gli Artisti, ti sei diplomata alla Scala di Milano, sei una ballerina da tantissimi anni. Ecco, perché ad un certo punto della tua vita questa è stata la tua volontà? Sì, perché un dolore forte mi ha fatto riflettere su quello che stavo attraversando, il perché. Poi mi sono ritrovata proprio per questo dolore ad avere il Covid, perché le difese immunitarie si erano abbassate a tal punto di prendere appunto il Covid, e mi sono ritrovata 30 giorni chiusa nella mia camera da sola. E lì, insomma, è nato questo spettacolo intitolato Michael, dedicato a San Michele Arcangelo, ma in realtà è una riflessione sul peccato. Nasce dalla lotta tra Lucifero e San Michele Arcangelo, perché Lucifero era l'angelo più luminoso e si ribella a quello che Dio stava creando. E così San Michele Arcangelo interviene per combatterlo e precipita sulla terra. E dal momento che precipita sulla terra inizia a provocare l'uomo e la donna, la creazione, e c'è Adamo ed Eva. E poi questo che stiamo per vedere è appunto, sono le radici del peccato. Elisa, loro in quella coreografia proprio rappresentano l'albero e poi il peccato che fa le radici e che dobbiamo combattere con la preghiera e con la fede. Tu parli di ribellione, la ribellione dell'angelo più luminoso, ma c'è stato un momento nella tua vita proprio a causa di questo dolore, forse possiamo anche dirlo, sono dei lutti importanti che ci sono stati nella tua vita, la perdita della sorella, se ti va di dirlo, e anche dei tuoi genitori. Sì. E quindi ecco, è un momento molto forte della tua vita, perché sono dei lutti che sono avvenuti nel giro di pochissimo tempo l'uno dall'altro, e quindi dentro di te immagino c'è stata una forma iniziale di ribellione, o quantomeno di dire: ma perché tutto questo e perché questo dolore così grande? Ma essendo tu un artista, subito hai trasformato il dolore in qualcosa di arte, in qualcosa di creativo, ma hai forse scoperto la fede, che non so se prima avevi. No, l'ho sempre avuta. Io sono cresciuta dalle suore benedettine, ho frequentato le scuole
appunto del Collegio San Benedetto, quindi per me questo è stato sempre, anche genitori, comunque persone con tanta Però fede. c'è il momento Però della crisi che ti fa sì, riflettere, no? sì, E dici, sì, che la ti fa mia arte riflettere. deve servire anche ad altri, ed ecco che hai coinvolto la tua scuola di danza, Esattamente. gli artisti, lo Sì. ripetiamo. Allora, parliamo adesso con queste bellissime ragazze che sono, io le definirei delle studentesse modello, Don Bucolo, e ti spiego perché. E lo spiego anche ai nostri telespettatori, perché tutte e tre, sia Giorgia che è collegata assieme alla maestra, sia Rachele che Sofia, sono tutte e tre delle studentesse. Rachele e Sofia sono iscritte in medicina e riescono a fare entrambe le cose, la danza e la medicina, e sappiamo che non è così semplice. Sofia, addirittura tu frequenti l'Università di Catania, però la medicina in inglese. Sì. Allora, fin da piccole avete iniziato questa disciplina? Sì. Per passione, perché l'hanno scelta i vostri genitori, immagino? No, in realtà per quanto mi riguarda è stata sempre un qualcosa che io ho sentito, anzi addirittura mia madre non voleva farmi fare danza inizialmente, quindi è stato sempre un bisogno che io ho sentito e quindi quando poi l'ho chiesto più volte sono stata portata a scuola di danza, soprattutto da Elisa, che d'altronde è anche stata una compagna di danza di mia madre, perché anche mia madre appunto era una ballerina, quindi così mi sono avvicinata sia ad Elisa che alla danza. Sofia, tu? Io invece ho cominciato danza a 3 anni e mezzo perché appunto mi ha iscritta mia mamma, proprio da Elisa, e dopodiché appunto ho cominciato a coltivare questa passione e da sempre insomma sono rimasta con Elisa, ora insomma sono più di 16 anni che sono in questa famiglia sostanzialmente. Ecco, una famiglia molto bella. Sì. E a questo punto dobbiamo sentire anche Giorgia. Giorgia, tu quando hai iniziato a fare danza? Io in realtà ho iniziato un po' più tardi perché ho iniziato a 9 anni, sempre qua ad Elisa, ma è stato in realtà un po' un caso perché la scuola di danza ha aperto sotto casa mia e quindi ho detto vabbè, provo e ora sono 10 anni che sono qua. Bellissimo, ma cosa vi ispira a realizzare degli spettacoli, perché non tutti gli spettacoli hanno uno sfondo di fede? Ecco, l'ultimo, magari vogliamo parlare di questo ultimo spettacolo dedicato a San Michele Arcangelo. Ecco, attraverso questa forma di arte, cosa vi arriva? Siete persone di fede? Come interpretate, a parte la vostra bravura, la vostra, insomma, il saper ballare ovviamente e danzare? Siamo persone di fede, ma non tutti, insomma, nella nostra scuola di danza chiaramente siamo molto vicini alla Chiesa, magari alcuni sono più vicini di altri perché chiaramente siamo anche ragazzi molto giovani e quindi tendenzialmente è un periodo in cui si tende ad allontanarsi, però Elisa, oltre che costruire sempre una condizione molto familiare tra noi, ci ha sempre indotto, insomma, a un pensiero molto, molto incentrato sulla Chiesa, insomma, cerca sempre di infonderci questa fede e soprattutto tramite questo spettacolo noi insomma ogni qualvolta proviamo anche un pezzo prima di uno spettacolo ci sentiamo proprio bene, cioè si ha una sensazione di pace proprio. Io credo che oltre l'esecuzione dei movimenti, che ovviamente è il nostro lavoro, quindi rispettare la coreografia e rappresentare ciò che effettivamente poi chi ascolta e chi guarda andrà poi a percepire, è anche importante quello che noi andiamo a veicolare. Quindi io credo che non solo ovviamente l'imparare i movimenti, ma anche per esempio avere addosso una sorta di tensione che però io definirei positiva, nel rappresentare comunque, per esempio nel caso di Michael, una storia comunque molto forte di un personaggio che rappresenta quindi la forza, questa tensione, pressione, così come la vogliamo chiamare, ovviamente è quello che ha spinto tutti noi, anche come corpo di ballo, poi nel realizzare quello che agli occhi dello spettatore effettivamente poi è piaciuto. Don Bucolo, Michael, la lotta fra il bene e il male, queste ragazze ci stanno raccontando, ed Elisa, la loro maestra, ci racconta che tutto questo nasce però da un dolore, da un modo di rappresentare anche il dolore. L'arte aiuta tantissimo in questo. Sì, senz'altro. Io in questo momento, ascoltandoli, mi sorprendo
e fra i tanti messaggi mi arrivano due messaggi importanti. Il primo, e qui è straordinario quanto Elisa ci ha condiviso, perché ciò che è dolore è dolore. E non è detto, non è ovvio e scontato che dinanzi a un dolore una persona possa reagire in modo costruttivo, in modo positivo, in modo aperto. Ecco, di fatto qui vediamo una donna che non solo dinanzi al suo dolore ha reagito, ma questo suo dolore è diventato un'arte. Cioè quello che lei è, alla fine il suo talento, la sua dote artistica e la fede che la abita dentro hanno trovato un connubio in questo spettacolo meraviglioso, per cui io vedo come l'arte diventa veramente espressione di un modo nuovo di affrontare le sofferenze della propria vita. L'altro messaggio, e qui abbiamo la testimonianza di queste ragazze che hanno una lunga storia, sono giovanissime ma hanno una lunga storia da quando hanno iniziato questo percorso. Ecco, loro testimoniano che sono destinatari di questa testimonianza di vita e di fede, ed è bellissimo quanto dicono, perché è vero che c'è la fede, magari qualcuno frequenta la chiesa, qualcuno no, ma in ogni caso questa scuola dà loro un modo bello di vivere la vita. Perché alla fine io, ripeto, non mi intendo molto di danza, ma io credo che siccome la danza è coinvolto il corpo, e il corpo è una dimensione importantissima di noi esseri umani, insegna a vivere, insegna ad affrontare la vita, insegna uno stile diverso. Quindi vedo come un dolore che diventa arte, e un dolore arte che diventa testimonianza di vita di queste ragazze che sono qui e ne sono destinatarie. Quindi io vedo qui un modo, secondo me, creativo di fare evangelizzazione che forse la Chiesa valorizza senz'altro, ed è bellissimo con quanto è iniziato citando un Papa a me molto caro, Giovanni Paolo II, io sono cresciuto con lui, in cui l'arte è la scintilla di Dio, è veramente come se è una scintilla di Dio. Hai voglia, qui abbiamo delle stelle che risplendono della bellezza di Dio. Eh sì, Giovanni Paolo II definiva gli artisti dei geniali costruttori di bellezza. Giorgia, si sta sul palcoscenico come si sta sulla vita? Cosa insegna il palcoscenico? Allora, a me devo dire personalmente ha insegnato molto, perché io ero una ragazza molto timida, quindi è anche un po' il motivo per cui ho iniziato danza, quindi devo dire che ballare sul palcoscenico mi ha aiutato molto da un punto di vista proprio personale, a imparare ad aprirmi con gli altri, a parlare appunto un po' di più. E quindi secondo me ti forma, cioè secondo me il palcoscenico è proprio il luogo che forma di più la ballerina, sì, le lezioni in sala, sì, l'allenamento eccetera, però poi è sul palco che si cresce veramente, secondo me. Grazie. È sul palco che si cresce realmente? Lo chiedo alle due studentesse di medicina. Assolutamente sì. Sì, io sono appunto, come dicevo prima, tanti anni con Elisa, e uno dei precetti fondamentali che ci ha sempre insegnato è proprio quello del palcoscenico, di metterci sempre in gioco sin da molto piccole, per acquisire comunque anche una sicurezza, una padronanza di se stessi notevole. E io sono sempre stata una persona molto estroversa, però devo dire che la danza mi ha aiutato tantissimo anche nella sicurezza che ho nella vita, ecco. Anche nel rigore, nella disciplina, tanto è vero che riuscite entrambe, ma anche Giorgia ci riesce a seguire anche gli studi universitari, e sappiamo che sono due impegni molto, molto faticosi, molto importanti. Infatti la danza, anche detta, è una disciplina, proprio per questo, non solo la postura, il rigore, è poi anche una disciplina che si applica nella vita quotidiana e che personalmente, ma penso anche Rachele e Giorgia possono confermare. In generale chi fa danza e chi l'ha sempre fatta lo rivede poi anche negli atteggiamenti, che non è solamente l'atteggiamento e la postura di come una persona si pone anche nei confronti degli altri, ma anche nella vita in generale, l'organizzazione, la disciplina, quindi è un qualcosa che poi si rivede in tutto, in tutti gli aspetti della vita. E anche il confronto con gli altri, Don Bucolo, questi corpi che devono comunque avere una certa armonia anche nelle coreografie che vengono sviluppate.
E qui vediamo come la disciplina del corpo fonde anche la disciplina dello spirito e dell'anima. Noi purtroppo siamo più propensi quasi quasi a separare una cosa è il corpo e una cosa è lo spirito, quanto il prendersi cura del corpo, ma anche questo non utilizzare ma esprimere questo corpo nella disciplina, è perché c'è una disciplina interiore molto molto profonda. Quindi vediamo qui qualcosa di sensazionale. Poi, citando di nuovo ancora Giovanni Paolo II, forse molti di noi non sanno che lui, prima ancora di essere Papa, scriveva delle opere teatrali. Era Quella famosissima è La bottega dell'orefice, no? Sì. In cui lui veramente era un artista, e lui, in un contesto di persecuzione cristiana, perché siamo nel dopoguerra in Polonia, lui si serviva dell'arte per trasmettere la fede e soprattutto trasmettere il volto autentico dell'amore umano. Per questo è un uomo sensazionale, grandissimo. Lui è stato artista da giovane prete. Sì, era un poeta, un drammaturgo, e insomma è stato un operaio. Giovanni Paolo II ha una vita straordinaria, ha avuto una vita. Esatto. Bene, ci fermiamo per qualche istante, riprendiamo a parlare con le nostre ospiti fra pochissimo. Eccoci, stiamo dialogando con le nostre ospiti, abbiamo 3 studentesse, ma sono 3 ballerine e la loro insegnante di danza, Elisa Lavinio. Cosa nella danza Dio mi ha trovato? Questo è il titolo che abbiamo scelto per questa nostra trasmissione. In realtà tu ci racconti che sei sempre stata una donna di fede, ma a un certo punto della tua vita hai deciso che almeno uno spettacolo l'anno dovevi dedicarlo a un tema di fede. Sì, Perché questa esattamente. tua scelta? Soprattutto qual è il messaggio che tu ti prefiggi, l'obiettivo che tu ti prefiggi con le tue ballerine, ma anche con il pubblico, indubbiamente? Attraverso appunto il mio lavoro vorrei che gli spettatori specialmente capissero che tutto quello che ci arriva di negativo, di tragedie, di problemi, non arriva per caso. Arriva perché dobbiamo trovare veramente la fede. Io purtroppo dopo la morte di mia sorella potevo benissimo, insomma, abbandonare tutto, lasciare tutto, non credere più a nulla. Invece al contrario, perché Dio mi ha fatto capire il perché io avevo chiesto il miracolo e ho capito il perché non mi ha fatto il miracolo. E per me questo è stata una dimostrazione che veramente esiste Dio. Quindi la mia fede, che forse era sicuramente superficiale, si è fortificata a tal punto di decidere di, attraverso il mio lavoro, mettere uno spettacolo in scena ogni anno, proprio per avvicinare quante più persone a quello che penso io, che senza la fede non c'è niente, non c'è nulla, non esiste la felicità. Don Bucolo, Perché io quando ho qualche problema, anche cose piccole, io basta che penso a lui e mi risollevo immediatamente. Quindi vorrei che tutti gli altri arrivassero a quello a cui sono arrivata io. Bene, un suo modo di evangelizzare, bellissimo Don Bucolo. E Elisa ci dice: senza la fede, senza Dio non esiste felicità, e lei lo ha sperimentato in un momento di dolore, ha superato questo dolore proprio con la sua fede e adesso è capace di dire che senza Dio non esiste felicità. Una cosa bellissima che ha detto Elisa e che mi piace decifrare con queste parole: ha detto: io non ho ricevuto il miracolo della guarigione di mia sorella, che è legittimo, ci mancherebbe altro. Chi di noi dinanzi a una persona cara, a una sorella, non può non richiedere al Signore che il Signore la salvi, ed è legittimo.
però, dice, non ho ricevuto il miracolo, e io continuo con le mie parole, però ho ricevuto il miracolo della fede, e che questa fede la testimonio nell'arte. Quindi non ho ricevuto quel singolo miracolo, ma sono spettatrice, mi piace decifrare queste parole, dei tanti miracoli di fede che il Signore sta facendo tramite quest'arte. Perché poi alla fine, se io prendo il Vangelo è ricco di miracoli, di guarigioni, ma ogni qualvolta Gesù compie un miracolo, alla fine c'è una conclusione che è un messaggio preciso: la tua fede ti ha salvato. In questo momento viene l'immagine di 10 lebbrosi. 10 lebbrosi hanno ricevuto tutte e 10 la guarigione, bellissimo. A un certo punto dei 10 solo uno ritorna da Gesù, solo uno. E solo a questo Gesù dice: la tua fede ti ha salvato. Quindi potrei ricevere la guarigione, ma non ho detto che ricevo la salvezza. Potrei non ricevere la guarigione, questo sicuramente è il caso di Elisa, ma ho ricevuto la salvezza, che la fede mi porta a vedere oltre, e che nelle sofferenze, in queste contrarietà di cui Lucifero nella sorgente, è possibile lottare, è possibile fare cose grandiose. Quindi al mancato miracolo, forse i tantissimi miracoli della fede che Elisa vede attorno a sé, perché Dio sorprende sempre. Dio sorprende sempre? Sì, credo di sì. Sì, sono d'accordo anche io. In che modo vi ha sorpreso? Beh, comunque noi siamo molto giovani, Sì. quindi magari non abbiamo ancora grande esperienza al riguardo. Penso che però nel piccolo, anche nelle piccole cose, comunque entrambe, penso anche Giorgia, abbiamo avuto delle dimostrazioni della sua presenza effettiva. Giorgia, stare in compagnia con gli altri colleghi, fare gruppo, ecco, ti ha spinta ad avere delle relazioni diverse anche con gli altri, le persone che non fanno parte del vostro corpo di ballo. E Dio in tutto questo nella tua vita come c'entra, se c'entra? Allora, secondo me c'entra nella misura in cui è anche un po' per volontà di Dio che tu incontri le persone giuste. Io, per esempio, con le mie compagne di danza ormai siamo 10 anni che stiamo praticamente tutti i giorni insieme, e secondo me Dio ci ha aiutato molto in questo, nel senso che nonostante le difficoltà, l'università, gli studi, le cose, comunque siamo rimaste sempre legate, sempre noi tre abbiamo sempre affrontato questi spettacoli, siamo cresciute insieme. Al di là delle relazioni appunto con i compagni di ballo, anche all'esterno ho comunque conosciuto altre persone, ho fatto altre amicizie, e quindi secondo me è un po' Dio che ti indirizza verso le persone giuste, nel senso che può capitare di incontrare la persona sbagliata, di stringere l'amicizia sbagliata, però poi Dio ti aiuta a, diciamo, ti reindirizza verso la persona giusta per te, secondo me. Don Bucolo, sei d'accordo con questa affermazione? Dio ti mette sulla strada le persone giuste, o siamo noi o le persone di fede che poi intercettano le persone migliori per la propria vita? Ma secondo me l'uno e l'altro... Domande difficili, lo so. No, certo, l'uno nell'altro. È normale che la nostra storia non possiamo prendere il righello e squadrare tutto, no? Giustamente, no? Ed è chiaro, un'esperienza di fede può essere uguale e opposta all'altra, non significa quella è più vera e quella è meno vera, perché Dio non solo è creatore, ma anche creativo, no? Quindi ci raggiunge in modo unico e diverso, ed è chiaro, una persona può raccontare una sua esperienza che è totalmente diversa dalle altre, per cui io penso è lecito anche dire questo. Chiaramente, giustamente, l'osservazione che hanno fatto loro, ancora siamo ancora giovani, no? Per cui certe cose abbiamo bisogno di tempo, ed è giusto, ed è sacrosanto, io condivido, no? Perché l'esperienza di fede è anche un'esperienza di maturità, e tante cose
le impariamo dalla storia, per cui chiaramente chi ha più anni di vita è normale che ha avuto batoste, è normale che ha avuto dei tsunami ed è normale che in quei tsunami, in quelle batoste, poi riesce a vedere, lo chiamo il filo rouge, questo filo rosso della presenza di Dio che mi conduce a qualcos'altro. E loro sono fortunate perché hanno un'adulta, una persona adulta nella fede, in questa casa Elisa, che non solo è maestra e che sicuramente nel tempo, quando loro vivranno chissà qualcosa magari di inaspettato, non mancherà una compagnia, una presenza ad offrire le giuste chiavi di lettura, perché poi loro, perché è chiaro chi è adulto nella fede non dà le risposte della fede, ma aiuta loro stesse a trovare le loro risposte. E questo è il più grande, penso, insegnamento che una persona adulta può dare a una persona che vuole crescere nella fede. Quindi per me sta bene l'affermazione che ha fatto Giorgia, perché la fede non la puoi squadrare, è un mistero straordinario in cui ognuno ha la sua esperienza personale, in cui alla fine è chiaro, dico, ma allora è relativo? No, questo si chiama Gesù Cristo. Elisa, sei anche, oltre maestra di danza, ti senti anche un po' maestra di vita per le ragazze del tuo corpo di ballo? Ma io penso che tutte le insegnanti, qualunque attività, qualunque sport, devono essere delle insegnanti per prima di vita. Grazie. Assolutamente. Grazie ad Elisa Lavinio, grazie a Giorgia Marletta e grazie alle nostre ospiti qui in studio, Rachele Crimi e Sofia Riva. Grazie ovviamente anche a Don Bucolo che come sempre è stato qui con noi, grazie alla regia e grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.